Ma guardi, io penso che sia fondamentale dire che qui sono coinvolte persone a tutti i livelli e penso che se nel momento in cui qualcuno prende soldi li prende a titolo personale e lo si è visto, lo si è capito da alcuni aspetti. È tutto da dimostrare, fondamentale rotazione di cariche, spoil system e non lasciare sia politici che burocrati troppo tempo sullo stesso posto. Massima fiducia nei confronti della magistratura, nella speranza che ognuno possa chiarire la propria posizione nell'interesse prioritariamente dei veneti, del popolo veneto e poi delle singole persone coinvolte in questa vicenda. Guardi, è una vicenda complicata, inquietante e complicata, dove si passa da quello che si legge e poi i tribunali esprimeranno i giudizi, si passa da una vicenda dalla classica tangente addirittura dello stipendio, così la Procura lo definisce lo stipendio annuale versato. Se tutto questo fosse vero, diciamo che siamo all'ultima generazione di quello che poteva essere il vecchio sistema. Io penso che sia, quando leggo che si chiede discontinuità, allora questa discontinuità penso di rappresentarla fino in fondo, visto e considerato che il sottoscritto non è minimamente coinvolto da tutte queste vicende, che partono nella notte dei tempi, è bene ricordarlo, non partono dalla mia amministrazione, e che poi chi lo chiede, cioè la sinistra, diciamolo fino in fondo, si dimentica nel chiederlo che ha due persone di sinistra coinvolte da provvedimenti restrittivi, cioè il sindaco di Venezia e l'ex capogruppo di sinistra in consiglio regionale. Io non faccio polemiche su questo, dico semplicemente che la coerenza vorrebbe che prima ti guardi in casa prima di andare a chiedere a una persona come me che non è assolutamente coinvolta le dimissioni. Ma il palazzo è di vetro e questa è una vicenda che parte nella notte dei tempi, parte in tempi che non mi competono dal punto di vista amministrativo, si è trascinata, se così poi verrà confermata, ma posso anche garantire che il substrato che c'era in passato qui oggi non si trova per tutta una serie di misure, non ultime le oltre 100 denunce che ho presentato in 4 anni alla Procura.